Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Sciacalli di una finta antimafia contro l'assessora Albano. La trasmissione Report, che gode della nostra profonda disistima, stamani ha scoperto che l'assessora Albano è figlia di un mafioso morto addirittura 60 anni fa, quando l'assessora era una bambina di 9 anni. Mai vi è stato anche solo un dubbio sui comportamenti dell'Albano, notissima medica legale di Palermo, ma subito è esplosa l'indignazione di alcuni personaggi, Cateno De Luca, Ismaele Lavardera, di cui è nota l'incontinenza verbale, che hanno chiesto alla figlia di rinnegare il padre dopo 60 anni, e insieme a loro i giustizialisti di un'antimafia parolaia che si occupa del gossip invece che del reale impegno antimafia. Nessun fatto concreto, solo la richiesta che le colpe dei padri ricadano sui figli. Sciacalli, nient'altro che sciacalli. Rinviate a fine gennaio le nomine dei manager sanità. Ormai la proroga della nomina dei manager della sanità era cosa certa, ma davvero non ci si aspettava che fosse così lunga. Malgrado l'assicurazione di Schifani che le nomine sarebbero state fatte entro ottobre, la Giunta le ha rinviate al 31 gennaio del 2024. La motivazione ufficiale è che è meglio attendere anche la selezione dei direttori sanitari e amministrativi. La verità è invece che l'accordo sui numeri rimane ancora in altissimo mare. Il disavanzo siciliano cala di quasi un terzo. Approvati dalla Giunta Schifani il rendiconto e il bilancio della Regione, rinviata invece la legge di stabilità per alcune modifiche pare chieste dal Presidente. I segnali del miglioramento costante dei dati economici della Regione sono comunque confortanti. I numeri certificano un calo di quasi un terzo del disavanzo, da 6,1 miliardi di euro a 4,3 miliardi. Armao, il CTS in 45 giorni ha dato 620 pareri. Un impianto di energia rinnovabile fotovoltaico o eolico poteva attendere per il parere anche 3 o 4 anni, malgrado le norme europee prevedano un anno. Adesso sembra che le cose siano cambiate. La nuova commissione tecnico-specialistica che deve rilasciare i pareri, presieduta dall'ex assessore Armao, ha trovato 1200 istanze arretrate, ferme da anni. In un mese e mezzo, ha detto Armao, abbiamo rilasciato 620 pareri. La prossima settimana ne daremo altri 40 e entro fine anno contiamo di smaltire l'arretrato. Calano ancora i nuovi nati, ma la Sicilia tiene. Nel 2022 le nascite in Italia registrano un calo dell'1,7%, trend che sembra confermarsi anche nel 2023, e il numero medio di figli per donna cala a 1,24 in lieve flessione. In Sicilia tiene ancora 1,32, il tasso più alto d'Italia, secondo solo alla provincia di Bolzano, e le neomamme siciliane rimangono le più giovani con una media d'età al parto di 31 anni e mezzo. Vendemmia terminata, cala la quantità, aumenta la qualità. La vendemmia più lunga d'Italia è terminata. In Sicilia dura infatti più di 100 giorni a partire da occidente, spostandosi verso il sud-est e poi verso le zone più alte. Il clima inclemente e la peronospera hanno determinato quest'anno un calo del 40%, ma a fronte della minore produzione vi è stata una maturazione superiore delle uve. Si prospetta quindi un'ottima qualità dei vini. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.